consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef. Qui accanto a me abbiamo anche Maria, che in realtà però è dal vivo anche nell'altro studio, perché insomma abbiamo realizzato anche queste simpatiche sagome che vi accompagneranno nelle nostre dirette, così ci siamo anche quando non ci siamo. Mentre do il benvenuto anche a Maria in studio, la nostra nutrizionista. Bentornata Claudia Casarsa. Grazie, ben ritrovati tutti. Buongiorno Maria. Allora, partiamo invece proprio dalla costa, che sarà un po' il nostro argomento di oggi, e parliamo anche di quelle che sarà un viaggio tra gusti, sapori e percorsi che vi faremo oggi. La costa del Friuli Venezia Giulia, sapete, è una costa veramente molto varia. Si può appunto vivere sulla spiaggia, sulla sabbia, la si può vivere sulla costiera di Trieste, così particolare, ricca di piccole baie, ma anche nelle spiagge della città di Trieste, fino ad arrivare ai il primissimo litorale dell'Istria, nella cittadina di Muggia. Ma sarà un viaggio lungo, perché coste non solo per andare al mare, ma anche per vivere la tradizione, ad esempio, dei pescatori, del pesce. Vi avevamo raccontato un po' di tempo fa, anche in un nostro appuntamento dedicato all'attenzione al pianeta, con una storia d'amore per il pianeta, di una affascinante storia che riguardava per esempio i pescatori di Santa Croce, questo paesino che si trova sul Carso triestino, ma collegato al mare, la cui vita in questo paese si divideva un po' a metà tra i contadini e chi scendeva invece verso il mare proprio sulla strada costiera per raccogliere questo tonno rosso, una tradizione che permetteva a questo paesino insomma di avere il sostentamento, che ora è andata piano piano scemando con nuove tecnologie di pesca, ma che è stato un passaggio affascinante. Esiste ancora un museo a Santa Croce che potete visitare. Ecco alcune immagini grazie a Igor da Milano che ci raccontano di questa pesca, che ricordo quella volta coinvolgeva un po' tutto il paese. Potete visitare proprio questo museo a Santa Croce, così come potete provare a passeggiare dal Carso fino alla costiera. Ci sono tantissime opportunità per vedere anche come cambia poi la natura in questo passaggio, e anche riascoltare, se andate sul nostro sito Storie d'amore per il pianeta, e trovate la puntata proprio che racconta di questa antica tradizione. A proposito di pesce, proprio non potevamo non cominciare con una ricetta a base di pesce, Maria. Sì, è proprio così che vogliamo iniziare, anche perché in queste prossime puntate vi sveleremo le ricette che sono state selezionate proprio tra le preferite di questa nuova edizione di Radio Chef, e quindi iniziamo a fare un salto indietro nel tempo. Ritorniamo in una delle nostre puntate dove abbiamo parlato anche di pesce, in particolare di un pesce molto amato anche per il suo gusto delicato. Stiamo parlando del branzino, e questa ricetta è anche di Rebecca Canton di Pordenone, che ci ha inviato proprio il suo filetto di branzino gratinato al profumo d'arancia. L'avevamo anche vista nelle nostre puntate, oggi la salutiamo. Lei al momento è impegnata anche con il lavoro, e questa ricetta le è piaciuta molto e le piace farla anche per la sua famiglia, per i suoi amici, perché è una ricetta molto semplice ma sfiziosa, quindi come ci ha detto lei piacerà sicuramente a tutti coloro che la gusteranno. Per 4 persone vi serviranno 4 filetti di branzino, pomodorini, pangrattato, olive, capperi e arancia. In una teglia da forno andrete a posizionare i vostri filetti di branzino, che avrete fatto sfilettare anche dalla vostra pescheria di fiducia, oppure potete anche mettere le mani proprio direttamente, provarci anche voi in questa sfida. Conditeli con olio, sale, pepe e timo. Posizionate poi i pomodorini, i capperi e le olive per dare poi sapore in cottura. Cospargete il vostro filetto con il pangrattato e della scorza d'arancia, naturalmente non trattata, e un filo d'olio extravergine di oliva. Infornate per circa 20 minuti a 180 gradi. Questa quindi una delle ricette che abbiamo preferito di questa nuova edizione, ma sono tutte veramente buonissime da provare. E vi ricordo anche che le trovate sul nostro sito radio.0.it, un bellissimo ricettario sempre pronto ad accompagnarvi nel vostro menù settimanale, anche grazie ai consigli della nostra nutrizionista. Claudia, pesce quante volte lo mangiamo in una settimana? Si dovrebbe mangiare almeno 2 volte a settimana, poi si può variare ovviamente. Infatti insomma nella nostra cultura oltre al fatto che appunto branzino e orata, che sono sicuramente quelli più diffusi, non dimentichiamo però anche tutta la parte dei molluschi sia appunto
bivalve, cioè le cozze, vongole, poi abbiamo anche i fasolari, ci sono i canestrelli, ecco anche questi forse dovrebbero entrare un pochino di più magari ogni tanto nel menù, facendo particolare attenzione. Poi magari successivamente, ecco, parlando magari così della miticoltura, approfondirò un attimo il discorso proprio sulle cozze che hanno un che di particolare. Vongole potrebbero entrare benissimo ad esempio anche una volta a settimana, sono anche ipocaloriche, quindi tutto sommato un 100 grammi di parte edibile non sarebbe neanche male. Questo lo dico anche perché magari i bambini, visto che non hanno le spine, potrebbe essere sempre, diciamo così, un escamotage, un trucchetto per far mangiare dei prodotti del mare. Attenzione comunque perché effettivamente ai bambini, ma parlo dopo lo svezzamento, ecco, che non quando sono già insomma in età scolare. Dopodiché sicuramente branzino e orata come abbiamo detto. Non dimentichiamo che poi quello che anche qui in costa sono anche abbastanza diffuse, o anche insomma le seppie, il polipo, ci sono i calamari, altri prodotti che i bambini amano ad esempio tantissimo, e che hanno anche carni così facilmente digeribili ad alto valore biologico senza spine. Ma non dimentichiamo ad esempio un pesce tipico è anche la mormora. E non dimentichiamo magari di mangiare ciò che sono i nostri brucatori del mare, che è vero, non hanno un gusto forse che così può accattivare tutti, ma può insomma essere sicuramente a beneficio dell'ambiente, sono le salpe come prodotti di costiera, e parlo di pesci. Giusto, variare è importantissimo, anche perché quello che scegliamo di portare in tavola detta poi quello che sarà il pescato e quello che anche manterrà una certa biodiversità. E non abbiamo nel poi mare. Certo, e senza avere paura magari se sono anche prodotti di acquacoltura. Ad esempio, parlando proprio della questione della costiera, a Grado ad esempio anche ha una lunga tradizione in iticoltura, c'era anche la cultura in acqua dell'anguilla, che è un altro insomma prodotto del mare che è un pochino andato perduto, ma una volta, ecco, anche a Natale spesso se ne faceva uso, magari assieme alla polenta bianca, erano piatti tipici molto così tradizionali della zona. Quindi oltre a questo insomma poi ci sono anche ad esempio le passere, c'è anche i latterini, ci sono poi anche gamberetti, quindi effettivamente la nostra costa Marano, Lagunare, Grado, tutta la costiera triestina, muggesana ci offre veramente tanti prodotti. Quindi approfittiamo insomma per sceglierli, perché è sempre meglio il chilometro zero, in questo caso per il pesce, forse vale ancora di più. Tra l'altro Claudia ci racconterà anche delle interessanti storie sulla conservazione proprio del cibo, perché dovete sapere che tra la zona collinare o montana o la pianura e la costa ci sono modi diversi di conservare questo pesce, ma ne parleremo più tardi. Ma raccontiamo invece adesso due caratteristiche insomma della costa della nostra regione, anche per chi ci segue dalle paesi vicini, oppure chi ci segue in streaming e vuole sapere di più sulla nostra regione, ma anche per noi stessi, insomma le curiosità non sono mai abbastanza. E partiamo subito dalle spiagge sabbiose, quelle di Grado, di Lignano, con tutti i comfort, gli ombrelloni, i lettini che si possono anche prenotare online, e poi la sera si può anche passeggiare in questi luoghi bellissimi, fare un po' di shopping, ma scoprirne poi anche la tradizione. Non mancano nemmeno tantissime opportunità per chi ha un amico a quattro zampe, perché ci sono numerose spiagge pet friendly per godersi appunto una giornata al mare con il proprio amico a quattro zampe, dotate di recinti, sdraio, campi, agility e tanti altri servizi. E poi possiamo scegliere tanti tipi di spiaggia. Se amate il vento e gli sport appunto dedicati al vento e al mare, allora potrete scegliere ad esempio la lunga spiaggia in parte sabbiosa, in parte formata da ciottoli molto piccoli di Marina Iulia, che ha questa ventilazione costante, amata in particolare da chi pratica kitesurf, windsurf. Il mare non è molto profondo, quindi adatta anche alle famiglie con i bambini. Ovviamente gli sport del vento si possono trovare anche a Lignano, Sabbiadoro e presso l'isola delle Conchiglie.
Invece il Golfo di Trieste ci propone tantissime spiagge caratterizzate da piccoli ciottoli che rendono anche l'acqua di un colore blu intenso, come quelle della Baia di Sistiana, dove trovate sia stabilimenti attrezzati con tanti intrattenimenti e anche insomma la possibilità di passare delle belle serate di fronte al mare. Altri paradisi invece incontaminati, perché moltissimi amano vivere la spiaggia e il mare in modo selvaggio, li trovate dove? Sotto la meravigliosa strada costiera. Naturalmente ci vuole un po' di abilità e attrezzatura per poter raggiungere queste spiagge, ma insomma non tantissima, basta attrezzarsi per una passeggiata in più, qualche passo in più, però così si anche abbina un po' di sport alla giornata al mare e potete appunto trovare questo percorso sulla strada che unisce la Baia di Sistiana al Castello di Miramare, che è proprio la strada costiera, dove trovate un litorale ricco di baie e baiette nascoste immerse nella natura. L'accesso, come dicevo, non è sempre agevole, ma la bellezza del paesaggio e del mare ripagherà assolutamente lo sforzo della salita e della discesa impervia. Per chi poi vuole anche prendere il sole nei contesti selvaggi, oltre a scegliere questa parte della costiera, c'è l'isola delle Conchiglie a Lignano, il Banco d'Orio nella laguna di Grado, per trovare anche la parte più naturale. E poi non mancano i bagni storici di Trieste, queste terrazze riviere pavimentate che si riempiono già da aprile fino ad ottobre con gli asciugamani degli abitanti locali che appena hanno un minuto libero si sdraiano al sole. Ogni bagno possiede una storia ma anche la sua personalità. C'è il famoso Pedocin, che è questa spiaggia ancora divisa tra uomini e donne, per accedere alla quale bisogna obliterare un biglietto, oppure i famosi topolini, queste 10 terrazze dette così perché dall'alto appunto ricordano un po' il personaggio di Walt Disney di Topolino. E poi non manca nemmeno la bellissima Riviera Muggesana, di cui vi parleremo anche più tardi, con un paesino ricco di storia da scoprire e anche una riviera rinnovata tutta da vivere, sia per le tradizioni locali di chi la frequenta e chi appartiene al luogo, sia per i tanti turisti che la scelgono come meta di vacanze. E poi andremo anche a raccontarvi all'interno di questo percorso tante piccole curiosità e tante piccole ricette. Ma voi lo sapete come preparare la vostra spesa per una giornata al mare? Noi siamo andati a chiederlo proprio a Sara dei supermercati Bosco e sentiamo cosa ci ha suggerito. Torniamo dai supermercati Bosco. Con l'estate, i nostri tour del Friuli Venezia Giulia, non si può non pensare alla spiaggia, al mare, al piacere insomma di trascorrere queste calde giornate con qualcosa di fresco. Infatti mi trovo con Sara Bosco proprio nel reparto frutta e verdura dei supermercati Bosco. Qui trovate tante idee ma anche tantissime offerte in ogni periodo. Direi che frutta e verdura, estate, quindi insomma in attesa di quest'estate che un po' si fa nicchiare, cosa dirvi? Che ci sono un sacco di prodotti da poter utilizzare, da poter prendere e utilizzare appunto per le proprie merende magari durante il weekend. Attualmente ci sono tantissime ciliegie, è un periodo appunto in cui la frutta e verdura sta arrivando, quindi albicocche, ciliegie, pesche, tutto quello che è. Abbiamo un sacco di offerte e perché no, insomma, venire a prendere qualcosina e poi farvi ispirare un po' anche girando un po' per il supermercato, un po' come facciamo noi, no? Esatto, e poi abbiamo raccontato che noi Radio Chef abbiamo raccontato come fare degli spiedini di frutta, abbiamo spiegato come abbinare i colori della frutta anche per i più piccoli. Ricordiamo che anche in questo modo, proprio per i più piccoli o magari anche le persone anziane che d'estate fanno più fatica ad idratarsi, con la frutta è più facile anche ritrovare quei sali minerali giusti per avere la carica, no? E poi non deve mai mancare, se amiamo una buona insalata o preparare qualcosa di crudo, di freddo come ci piace d'estate, scegliere un olio d'oliva, l'olio extravergine è intanto magari anche di qualità. Qui ne trovi di tutti i tipi, dall'olio extravergine a olio d'oliva e poi anche oli diciamo del territorio, fra cui appunto abbiamo l'olio mate che è un olio croato e quindi diciamo a seconda delle esigenze ne possiamo temperare insomma.
Ne avete insomma di tutti i tipi e poi non dimentichiamo che c'è un ampio reparto per chi invece deve restare in ufficio e lavorare, per trovare un pranzo pronto, veloce, fresco, magari già preparato con una buona insalata mista, della frutta, proprio per tutti, insomma, così è possibile anche portarsi a casa o portare in ufficio qualcosa di sano senza dover insomma lavorare troppo. Eh sì, siamo sempre aperti anche nella pausa pranzo, quindi a maggior ragione. Hai ragione Sara, e allora date sempre un'occhiata anche ai social dei supermercati Bosco, dove trovate tante offerte, le offerte della settimana, ma soprattutto venite, perché lì potrete lasciarvi guidare, insomma, e creare anche il vostro menù in base a quelle che sono le freschezze del periodo, le aziende del territorio che vi segnalano, ma anche le idee oppure quello che vi può sembrare più fresco e adatto all'estate. Io ringrazio davvero Sara Bosco, i supermercati Bosco, e vi aspettano a Trieste. Grazie, ciao. Radio
Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef, e allora continua anche il nostro consueto appuntamento dedicato al Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Turismo FVG. Maria, dove ci porta stavolta il nostro appuntamento tra gli eventi di questa regione? L'hai chiesto a me o quella dietro di te, giusto per non rubare la scena? Una delle due, insomma. Chi preferisce? Beh, allora inizio io, dai. Allora, vi portiamo un pochino fuori dalla costa, ma in un appuntamento che riunisce un po' tutta la nostra regione, anche perché è un luogo proprio protagonista dell'estate in Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando della bellissima Villa Manin di Passariano di Codroipo, dove è stato protagonista pochi giorni fa anche Marco Mengoni. Tra pochi giorni, poche ore ormai ci sarà anche Giovanni Truppi, ma domenica 19 e lunedì 20 giugno l'appuntamento è con il Border Wine, la sesta edizione del Salone Transfrontaliero del Vino Naturale. 2 giornate veramente ricchissime, tantissimi produttori, tantissimi appuntamenti, e quindi noi siamo pronti a parlarne anche insieme a Valentina Nadin, che abbiamo in collegamento. Valentina, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. È un piacere averti qui con noi, perché l'appuntamento Grazie. È, come dicevamo, ricchissimo, e quindi sono tantissime anche le cose da dire. Giusto per dare qualche numero, intanto 250 etichette in degustazione, da 70 a 80 produttori di vino, quindi veramente è una riunione di tutti i gusti e di tutte anche le specialità del territorio. Assolutamente sì, avremo la possibilità appunto sia domenica 19 che lunedì 20 giugno, scusate, per anche gli operatori, per quello scegliamo sempre il lunedì, di poter degustare queste meravigliose cantine di questi piccoli artigiani che producono un vino con il minor numero di lavorazioni possibili, con il rispetto sia in vigna che in cantina appunto di quello che è l'uva e del vino che viene fatto appunto cercando di, come ha detto una volta un vignaiolo, il vino si fa in vigna e non in cantina, quindi insomma diciamo di cercare di avere dei vini al più possibile naturali, ma poi insomma ci sarà ampio spazio anche a delle degustazioni guidate, e avremo anche un'offerta food estremamente interessante, visto anche la vostra trasmissione radiofonica. Penso sia importante anche parlare delle eccellenze gastronomiche del territorio. Sì, perché ci piace gustare anche. Ci piace bere, sicuramente bere bene, ci piace sicuramente mangiare bene. Raccontaci un po' quali saranno proprio queste specialità, anche se puoi darci qualche anticipazione proprio per accompagnare al meglio i nostri ascoltatori e anche noi che siamo curiosissime. Ecco, assolutamente sì. Beh, avremo nella domenica avremo 4 diciamo importantissime realtà del territorio del Friuli Venezia Giulia, fra cui la ciclofocacceria MAM che preparerà le famose focacce farcite. E poi avremo osteria contemporanea della chef Anna Barbina, migliore chef per le guide Michelin nel 2021, se non sbaglio. E per quanto riguarda poi ancora Taio, che viene sempre da Udine, mentre appunto, come dicevo, l'osteria contemporanea è di Lavariano. Taio con la pizza a lunga lievitazione diciamo lui è stato allievo di Bonci, quindi insomma una grande qualità per la pizza romana, quella a Tranci. E per finire avremo sempre domenica Mimì e Cocotte di Trieste, veramente un'eccellenza del territorio, che proporranno un menù veramente interessante, che è quello fatto di testa, cuore e pancia, testina di vitello fritta, cuore marinato e pancia, ciabatta, lampredotto e pungitoppo. Quindi insomma sicuramente interessante, oltre ad avere appunto altri piatti di tutte le altre offerte enogastronomiche. Questa mi aveva colpito molto proprio per il fatto che aveva appunto testa, cuore e pancia, mi piaceva questa cosa, ma anche per quanto riguarda le focacce farcite saranno sia vegetariane sia appunto con carne, anche per dare un po' di come posso dire alternanza. E poi ci sarà come dicevo l'osteria contemporanea che farà dei maccheroncini con lo stracotto di cinghiale, ad esempio. Anche questa era una cosa che mi sembrava interessante. E giusto per darvi ancora una delle cose che verrà fatte da MAM, per non fare torto a nessuno, così parlo di tutti e do a tutti un loro giusto spazio: la focaccia con la finocchione, la fonduta di provolone e carciofi sott'olio. Ecco, questo per quanto riguarda la domenica. Per quanto riguarda invece il lunedì, diciamo che rimane invariato il menù, ma abbiamo al posto dell'osteria contemporanea, finalmente, dopo che abbiamo parlato di cuore, testa e pancia, abbiamo l'offerta vegana dei ragazzi del Tiglio di Moruzzo.
oltre a confermare Mam e a confermare la presenza di Mimì e Cocotte. Quindi abbiamo il Tiglio che porterà insomma i suoi piatti, non so se avete presente qual è il locale, e ecco questo insomma in generale, quindi ci sarà l'ampio spazio nella nostra insomma rassegna mostra mercato di vini naturali Border Wine, ci sarà la possibilità appunto di mangiare, perché del cibo noi abbiamo sempre fatto un punto di vanto, non solo vino a chilometro zero, non solo vino naturale, ma anche cibo buono, cibo alla portata della gente, quindi non insomma con dei prezzi insomma secondo me giusti, calmierati, in modo tale che si possa mangiare molto bene, di qualità, ma anche spendendo insomma il giusto, non poco ma il giusto. Beh, direi molto bene, molto bello anche data la location, molto buono dato anche gli ingredienti proposti. Poi volevo dare anche un punto interessante, perché i criteri per partecipare come produttori proprio a questo evento a Border Wine rimangono quelli che voi avete sempre scelto, quindi dalla scelta dei terreni, rispetto della loro biodiversità, esclusione di qualsiasi tipo di pesticidi, additivi o manipolazione chimica o fisica, quindi produrre vino naturale. Ed è questo un po' il bello di partecipare, conoscere i produttori anche da vicino, gustare i loro prodotti, andandone a conoscere quindi anche la storia, quindi un motivo in più anche per partecipare. Partecipazione, raccontaci un po' anche come si può proprio prenotare il proprio posto, partecipare, arrivare da voi. Certo, allora sicuramente si può acquistare diciamo un coupon, una quota associativa, un coupon, un biglietto insomma per quanto riguarda l'ingresso al salone, sia online su gustaeat.com cercando Border Wine, e lì troverete la possibilità di comprare appunto sia per la giornata del 19 sia per la giornata del 20 il biglietto, o per entrambe, se volete venire 2 giorni a trovarci ci sono delle formule. Sempre su gustaeat.com potrete acquistare anche le degustazioni guidate, fra le quali vi accenno giusto per dare giusto due note insomma, la degustazione di Radicon, la ribolla, un omaggio a una grande famiglia, e poi lunedì abbiamo la Valpolicella con insomma 8 produttori che presentano i loro vini, e per chiudere l'Inomaga sempre il 20 alle 19. Ecco, questo era un po' quelli che sono, quindi potrete sia acquistare il biglietto online, sia le degustazioni potete comprarle online, sia eventualmente sia ai giorni del salone avrete le nostre meravigliose ragazze in cassa che ormai sono anni che presidiano H24 le casse, insomma gli ingressi di Border Wine, vi sapranno sicuramente insomma dare tutte le indicazioni. All'ingresso troverete l'elenco delle cantine, il programma delle 2 giornate e spero che sarà un'occasione per fare festa e rivederci. Bello, bellissimo, siamo contenti di averne parlato anche noi nel nostro appuntamento di Radio Chef, quindi Valentina io ti ringrazio per essere stata presente e averci raccontato qualche piccola anticipazione, e ci rivediamo direttamente a Villa Manin. Dici. Posso chiederti solo una cosa all'ultimo, scusa. Volevo fare un ringraziamento all'ERPAC, quindi a Villa Manin, a Promoturismo FVG e alla Camera di Commercio. Ringraziamenti solo per gli istituzionali, ma mi sembrano insomma di dovere, ecco, giusto, insomma, e tutti gli sponsor privati e tutti gli amici per cui questo progetto esiste. Grazie anche a voi dell'ospitalità. Partecipiamo anche noi a questo bel ringraziamento e quindi ci rivediamo direttamente a Villa Manin. Grazie Valentina e buon lavoro soprattutto. Grazie a voi altrettanto, vi aspetto, grazie. Benissimo, anche questo è stato un viaggio molto interessante. Tornando alla nostra costa che vi raccontavamo prima, ci sono tante piccole e grandi curiosità. Parlavamo prima dei pescatori, del pesce, della zona della costiera. C'è anche la bellissima spiaggetta di Canovella degli Zoppoli, che per secoli è stato il luogo dove contadini e pescatori carsici riparavano le loro robuste imbarcazioni tipiche, che venivano proprio scavate in un unico tronco, e per questo si chiamavano gli zoppoli. Invece si tratta ora di un porticciolo dove si può godere della natura incontaminata, una spiaggia sassosa che ha un'acqua limpida, c'è anche un punto di ristoro, ci si può arrivare in barca oppure a piedi attraverso il sentiero dei pescatori, che parte proprio da Aurisina o dalla strada costiera. Si scende per circa 300 gradini, si passa attraverso un paesaggio che è rimasto veramente immutato nel tempo, composto da vigneti e da terrazzamenti, ma anche potrete appunto in questo passaggio notare proprio il cambiamento di paesaggio. Un po' più in là siamo nel comune di Duino Aurisina, dove c'è l'ex cava calcarea, e ora insomma potete trovare ancora questa zona che si chiama Villaggio dei Pescatori, abitata dagli anni 50, dove erano stati ospitati degli esuli pescatori istriani
e dalmati, ora è anche un importantissimo sito paleontologico. Lì si trova infatti dal 1994, dove è stato proprio trovato lo scheletro completo di un dinosauro ancora adulto e perfettamente conservato. È alto quasi 1 metro, lungo 4, a 700 kg, è il più completo dinosauro di dimensioni medio-grandi mai rinvenuto in Europa dal 1878 ed è un genere di dinosauro adrosauroide, il cui nome scientifico significa proprio dinosauro adrosauroide insulare della Tetide, una testa che ci dice che appunto si tratta di un dinosauro vegetariano e che simpaticamente è stato appunto battezzato Antonio. Ha questa testa allungata con un particolare becco. Si parla di dinosauro vegetariano e non erbivoro poiché la sua dieta era principalmente a base di vegetali, così come lo si conosce, perché 70 milioni di anni fa appunto non aveva ancora fatto la sua comparsa sulla Terra l'erba così come la conosciamo noi. Un sito paleontologico che appunto si può raggiungere percorrendo un facile sentiero che sale dalla costa e che si può appunto approfittare proprio per raggiungere, ecco, vediamo anche qualche immagine nella nostra diretta social, anche sulla nostra web tv, si può approfittare proprio per coniugare, come vedete, il fascino del mare di queste zone particolari della costa di Trieste e di Duino Risino in questo caso, anche con una passione per appunto la paleontologia. Ma torniamo al mare e in particolare alla sua acqua, Maria. Eh sì, volevamo fare qualche curiosità anche dal punto di vista scientifico, non solo sull'acqua salata, perché prima cosa da dire, intanto prima curiosità, l'acqua salata non bisogna berne troppa, quindi se ovviamente siete al mare, state nuotando, berrete un po' d'acqua, magari andando sott'acqua, facendo qualche immersione, ma berne troppa causa disidratazione, quindi l'acqua salata non va bevuta in nessun caso. Poi abbiamo anche qualche aggiornamento in più, qualche novità da parte di Focus in questo articolo, perché l'acqua del mare è salata, lo sapete voi? In origine l'acqua del mare era dolce come quella dei fiumi. L'attuale concentrazione proprio di sale, circa 35 grammi per chilo d'acqua, risale soltanto a 1 miliardo di anni fa. Come si è formata bisogna andare più indietro nel tempo, quindi a 4 miliardi di anni fa la Terra ha iniziato a raffreddarsi, torrenti di pioggia si sono abbattuti sul pianeta per migliaia di anni e l'acqua si è depositata nelle depressioni della costa terrestre formando proprio i primi mari, quindi siamo un salto indietro nel tempo. Le acque che poi hanno continuato a scorrere sulla superficie dei continenti si sono arricchite di sali minerali prelevati dalla Terra, li hanno riversati negli oceani in formazione e la salinità dei mari, ricordiamo, varia anche a seconda della loro profondità ed è sensibilmente più alta verso la superficie, e là dove si verifica una forte evaporazione più scarsa invece in quei mari in cui l'apporto d'acqua dolce è più consistente, per esempio anche in vicinanza di un estuario. Questo ci racconta anche Focus.it. Mi era piaciuto anche questa piccola curiosità sul perché si dice morto a galla quando si va al mare, si va a nuotare, perché nel Mar Morto, il lago salato situato tra Israele e Giordania, anche questo ce lo racconta Focus.it, la sua densità, la salinità dell'acqua è talmente elevata che per galleggiare non serve neppure nuotare. In 1 litro d'acqua del Mar Morto ci sono 365 grammi di sale contro i 35 presenti mediamente nell'acqua degli oceani, quindi anche questa una curiosità. E poi, parlando ancora di acqua salata, prima di ritornare anche all'acqua dolce, il sito anche Cuoco in Camicia, il cuocoincamicia.com, ci racconta che anche l'acqua di mare si può ricreare direttamente a casa sciogliendo 33 grammi di sale per ogni litro d'acqua, tra 33 e 35. Quindi perché dovremmo doverla ricreare in casa? Perché l'acqua di mare è una soluzione salina che rientra anche nelle ricette tradizionali, come ad esempio la gallinella all'acqua pazza, ma è anche molto utile per conservare al meglio i pesci di mare ricreando il loro habitat naturale. E quindi, dato che non possiamo bere acqua salata, è meglio non berla, noi beviamo acqua dolce e scegliamo acqua dolomia, perché anche questa ci aiuta nella nostra quotidianità, ci aiuta anche grazie alla sua percentuale di ossigeno disciolto, ma anche grazie a proprio i componenti che vanno a contraddistinguerla, i tanti minerali che ci aiutano proprio anche in estate a rimanere sempre ben idratati in questo caso. Quindi deve essere assolutamente portata nel vostro zainetto da mare, perché vi aiuterà proprio a mantenere il vostro stato di benessere, la vostra idratazione sempre a un buon livello, e questo, ricordiamo, è l'importante anche in estate, perché perdendo molti liquidi proprio andiamo a disidratarci molto molto facilmente
e quindi ricordatevi di avere sempre un po' di acqua dolomia con voi, anche e soprattutto se fate sport durante l'estate, quindi andate a consumare ancora più sali minerali e ne avete bisogno anche di acqua per andare un po' a riequilibrare anche il benessere del vostro organismo. Ho detto bene, Claudia? Hai detto benissimo. E quindi andate anche a scoprire tutte le curiosità, perché accompagna tantissimi sportivi nelle loro giornate di agonismo e non solo, anche nella quotidianità di tutti. Sul sito acquadolomia.it e su tutti i social trovate tante belle curiosità, quindi andate a dare uno sguardo, che è sempre bello scoprire nuove cose. Prima parlavamo di curiosità che riguardavano proprio la conservazione degli alimenti. E allora, Claudia, proprio nella conservazione, in particolare della carne, così come del pesce, invece qui sulla costa, ci sono delle differenze nella storia di questa regione. Abbiamo adesso citato il sale. In effetti cosa abbonda nel mare? Il sale. E quindi ecco che sulla costa qual era? Quando c'era abbondanza di pescato si conservava sotto sale. Prima io non ho citato ad esempio dei pesci, ma ad esempio proprio una cosa tipica anche gradese erano proprio i sievoli sotto sale, cioè i cefali quando venivano pescati in abbondanza. Ora proprio specialità anche gradesi, comunque di tutta la costa, sono anche le sarde, no? Sotto sale, ci sono le alici che vengono conservate sotto sale. Poi anche c'è anche l'essiccazione ovviamente, ma per quanto riguarda il sottosale, come non ricordare anche i sardoni barcolani, che poi sono proprio tipici anche qui, quelli che vengono proprio pescati con le lampare, queste particolari imbarcazioni che illuminano ovviamente il mare. I pesci vengono attratti e quindi vengono poi così raccolti, e i sardoni barcolani che si contraddistinguono proprio per la loro pasta bianca. E poi sia i sardoni sottosala che i sievoli sottosala, quale piatto più famoso? Quelli in saor, e quindi c'è la particolare proprio preparazione, no? La frittura con la cipolla in agrodolce, e perciò vengono così, insomma, sono questi i nostri piatti caratteristici. Vero, e poi aggiungo anche un'altra piccola curiosità sulle conservazioni del cibo, ma non solo, anche sul commercio che riguardava la zona della costa, però partiva dall'altopiano carsico, che sono le famose iazzere, questi pozzi dove fino a alcuni decenni fa appunto si produceva, si conservava e poi si vendeva il ghiaccio. Non esistevano i frigoriferi quella volta, e queste iazzere, di cui ancora si trovano delle testimonianze sul Carso, venivano appunto usate proprio, erano dei pozzi in muratura che spesso si scavavano in prossimità di stagni o zone che si prestavano allo scopo, in particolare sviluppatesi dal XVIII secolo, poi abbandonate verso il 1930-1940, quando poi arrivò la produzione industriale di ghiaccio. In questo caso queste iazzere venivano usate per accumulare ghiaccio durante l'inverno, e poi questo ghiaccio veniva praticamente smerciato nel periodo più caldo, trasportandolo a Trieste su dei carri trainati da buoi, che poi potevano trasportarne, pensate, fino a 35 quintali. All'epoca si trattava di un'attività economica molto importante, perché non esistono altre fonti di produzione del ghiaccio, e poi questo veniva venduto anche nelle stagioni più calde e a caro prezzo. Pensate che il prezzo di un chilo di ghiaccio si dice fosse equivalente a quello di un chilo di carne. C'era un certo consumo domestico, perché ovviamente non esistevano i frigoriferi, quindi in casa esisteva una piccola iazzera, un armadio dove si conservava questo ghiaccio. Però i clienti più importanti erano ospedali, oppure nella storia di Trieste la famosa birreria Dreher, e si usavano anche poi proprio per farli imbarcare questi blocchi di ghiaccio. Si usavano nelle zone più favorevoli, in particolare la zona di Draga, e prevedeva che dalla superficie dello stagno si tagliassero praticamente delle barre di ghiaccio, e queste barre poi venivano calate in queste iazzere adiacenti, coperte da tavole e foglie secche, dove si conservavano completamente, appunto, fino a riempire questa iazzera in modo completo. Un'altra tecnica poteva essere appunto di rimuovere soltanto un corstello che si formava sopra questi stagni, e poi utilizzarne
come questo. Si usava anche un'ascia particolare per tagliarli, e un po' di questa storia, le testimonianze si trovano intanto ancora sul Carso, alcune zone del Carso triestino, e questo articolo che racconta un po' della storia delle iazzere lo si trova sul sito carsosegreto.it. Ma anche questo fa parte di una affascinante storia di come si ingegnassero per conservare il cibo, mentre ora siamo molto più fortunati e agevolati in questo, no? Direi di sì, grazie anche alla tecnologia che avanza, però è bello conoscere la storia indietro e sapere anche, perché magari, come avevamo visto nella diretta, l'architettura che abbiamo ancora oggi conserva delle parti che sono del nostro passato, quindi conoscere anche qualcosa di più ci aiuta anche a scoprire i luoghi in modo più tecnico, e anche a saperne di più su quello che possiamo vedere in giro per il nostro territorio. Benissimo Maria, a proposito di pesce e di appunto curiosità, parliamo anche di una parte importante per il consumo di pesce, che è quella di appunto poterlo tagliare in modo corretto e utilizzare gli utensili giusti. Per sfilettare il pesce è sempre importante averli con sé, oltre che imparare a sfilettarlo al meglio. Sì, assolutamente, in questo ci accompagnano anche gli amici di Affila Utensili Natisone, che si trovano sempre sulla strada Cividale Peroleis presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Da lì non si muovono, tranquilli, quindi potete andare lì, contattarli, seguirli, continuare anche a porre le vostre domande direttamente sull'utensile più adatto anche a ogni preparazione. Ma anche siamo stati sul sito galbani.it, che ci svela anche come sfilettare al meglio il pesce cotto, perché molto spesso ci può anche capitare, andiamo in ristorante, arriva il pesce non sfilettato, perché è più bello anche da vedere questo pesce che ti arriva in modo così regale, ma come andiamo a sfilettarlo? Questa è una domanda che io mi faccio molte volte, ad esempio. Non so voi, quindi sono andata a scoprire di più anche per voi. Sfilettare infatti il pesce cotto sembra un'impresa impossibile, ma è più facile di quello che si pensa, e così già iniziamo bene. Un lavoro veloce, di estrema precisione, che non lascia sperare di poterci riuscire a casa. Questo sembra quello che fanno anche direttamente quando invece al ristorante arrivano e ti sfilettano il pesce super velocemente. Per pulire e sfilettare un pesce intero cotto dovrete sistemare il pesce in un piatto, portarlo in tavola anche con un altro piatto vuoto, mi raccomando, dove potrete andare a mettere la pelle e le lische. Un terzo piatto dove invece mettere il pesce da servire, se lo fate per qualcun altro. Per prima cosa, con il coltello incidete delicatamente, senza andare troppo a fondo, la pelle del pesce. Posate poi il coltello da un lato del piatto e, aiutandovi con un cucchiaio e una forchetta, sollevate la pelle cercando di non romperla. Una volta eliminata, mettetela nel piatto che avete preso per depositare gli scarti e riprendete il coltello. Incidete poi il pesce nel senso della lunghezza fino a toccare la lisca centrale. Riprendete in mano il cucchiaio e forchetta e cominciate a sollevare i filetti del pesce. Trasferiteli nel piatto da portata e con il coltello sollevate la lisca centrale, sempre partendo dalla coda e arrivando fino alla testa. Spostate tutto nel piatto dove avete messo gli scarti e trasferite invece la parte buona, quella da mangiare, direttamente nel piatto da portata. Ed ecco, con poche mosse, adesso sembrano difficili da come ve le ho raccontate, ma riascoltando e agendo direttamente, facendo questa azione, vedrete che il tutto sembrerà più semplice. Quindi potete preparare anche voi direttamente il vostro pesce, grazie anche ai tantissimi utensili che ci consiglia Affila Utensili Natisone. Come vi dicevo, li trovate anche sul sito affilautensili.com per già farvi un'idea su cosa potete trovare direttamente sul posto. Benissimo, grazie Maria. E abbiamo parlato di mare, ma anche delle città, insomma, che rappresentano la costa della nostra regione. Tra queste, ovviamente, ricordiamo Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, dove il mare si può osservare dal meraviglioso castello di San Giusto. Lì si possono però anche gustare degli ottimi aperitivi, e ora vi raccontiamo di più perché abbiamo mandato Maria proprio a fare così una piccola ricognizione. Eccoci amici di Radio Chef, oggi ho voluto pensare alla vostra pausa pranzo, che sia veloce oppure lenta, nel relax della bellissima location di San Giusto qui a Trieste, e vi ho portato a conoscere Tatiana. Sono venuta a conoscerla qui da Quindecim per scoprire proprio le tantissime varietà, perché avrete sentito anche sulle nostre frequenze un bellissimo spot che parla di menù vegani, vegetariani, senza glutine, senza lattosio, ma io mi sono incuriosita di questi vasi e Tatiana voglio scoprire qui da voi cosa sono questi vasi e cosa
ci offrono? Allora, questi sono vasi preparati da chef, tutti prodotti freschi, non c'è assolutamente niente di surgelato. Ci sono menù, come hai detto, vegani, vegetariani, senza latte, senza glutine, per tutti i tipi, per tutti i gusti. Ogni settimana menù diversi, perciò vastissima scelta. Dacci qualche idea intanto. Questa settimana, ad esempio, cosa possiamo trovare nei vasi? Allora, questa settimana abbiamo un'insalata antiossidante fatta con un dressing di senape yogurt, spiedini di polpo con verdure, abbiamo un couscous, gli spazzoli alla rucola, di tutto. Wow, e poi naturalmente si possono trovare anche, vedo, tramezzini, toast, quindi anche una pausa pranzo un po' più classica. Esatto, sì, tutta roba fresca che preparo io ogni giorno. Complimenti. Grazie. Ti piace cucinare allora? Sì. Il tuo tramezzino preferito, se ci puoi fare una proposta? Allora, speck con salsa asparagi e uova. Wow, anche questo veramente favoloso, mi stai molto ingolosendo. E poi vedo anche tantissimi prodotti del territorio e non solo, che si possono portare a casa, quindi si può fare anche un po' di spesa. Certo, abbiamo prodotti sia locali che i nostri oli toscani, con un olio artigianale imbottigliato solo ed esclusivamente per noi, perciò si trova solo qua, ovviamente ed edizione limitata, perché quello che danno le olive, questo abbiamo. Poi gli oli aromatizzati, sempre toscani, da frantoio, oppure i vini anche della Toscana, o torniamo nei territori, o i vini di Baita, con anche il nostro terrano vinificato in bianco. E quindi ci si può godere proprio il momento. Ma con Tatiana abbiamo anche una sorpresa per voi, perché non lo immaginate, ma nel anche passaggio di San Giusto, tra anche i tanti turisti ma anche chi ha voglia di godersi un momento di pausa e di relax, come vi dicevo all'inizio, ci spostiamo nel giardino interno, tutto da scoprire, venite con noi. Ed eccoci quindi salendo questi gradini in questo bellissimo spazio tutto verde e tutto di relax, dove ci si può godere veramente una pausa meritatissima, un giardino tutto segreto, Tatiana. Esatto, questa è la nostra piccola chicca. E siamo proprio nel cuore di San Giusto, di questa bellissima zona. Ma cosa si può gustare qua? Perché abbiamo parlato di questa pausa pranzo veloce, oppure che si può gustare anche qui, ma ci sono naturalmente tutte anche le qualità e le bellissime anche vostre proposte. Esatto, noi partiamo dalle colazioni, che sono tutti i nostri dolci sono rigorosamente artigianali, non usiamo niente di surgelato né industriale. Poi una pausa caffè, anche il caffè nostro è artigianale di Trieste come zona. Poi passiamo agli aperitivi, lì si apre un mondo, quindi che passiamo dagli analcolici con tante anche che abbiamo inventato noi, poi i classici, ma di questo vi parlerà Paride, che è la sua specialità. Assolutamente, ma volevamo chiederti cosa ti piace anche di questo luogo segreto, di tutto questo verde? Allora ti dirò, quello che mi piace è che la gente mi dice che si trova a casa, è molto tranquillo, come vedi non si sente neanche la strada pur essendo vicini, e la gente viene qui e non va più via. Anche io non vorrei più andare via, ma sono pronta a portarvi a scoprire gli aperitivi, e quindi mi sposto subito da Paride. Oltre alla questione caffè, che come sapete qui a Trieste è molto complicata perché ci sono tantissimi nomi per rappresentarli, quello che ricerchiamo anche è l'aperitivo perfetto, perché si ricerca sempre, oltre ai classici, quel tocco di novità. E Paride, qui ne avete assai di novità. Sì, abbiamo parecchi spritz appunto con vari gusti, abbiamo una vasta scelta di aperitivi, tra cui appunto gli spritz, i vari, ci sono la violetta, la rosa, la pesca, abbiamo maracuja, sono varie scelte molto vaste. Il tuo preferito? Sinceramente è quello della maracuja. Ottimo, da provare. Invece qua cosa ci presenti sul bancone? È semplicemente uno degli spritz, appunto quello alla violetta, e di fianco c'è un mojito che mi ha chiesto un cliente ed era pronto qua. Benissimo, e poi so che avete anche tante tipologie di birra, ma anche per accontentare i più piccoli, varietà di succhi, quindi anche siete a posto per tutto. Sì, questo sì, abbiamo proprio tante birre, abbiamo vari tipi, c'è la IBA, c'è la triple, abbiamo vari tipi di rosse, anche filtrata a freddo, con i cristalli di sale, abbiamo decisamente abbastanza birre diverse. Il menù è lungo, fatevelo raccontare, ma non potevamo chiudere anche con un po' di freschezza, perché come sapete siamo nel periodo estivo e il gelato non può mancare, Tatiana. Esatto, anche questo artigianale, abbiamo 16 gusti
chiusi nel modello vecchio, non a vista, quindi è la sorpresa poi, solo sta nel gusto. E i piccoli immagino che ne andranno pazzi. Esattamente, anche i grandi. Hai ragione, anche perché io mi faccio già tentare. E quindi Tatiana, se vuoi lasciare un messaggio anche a tutti i nostri ascoltatori di venire a trovarti e venire a scoprire questo tuo luogo magico e anche le tantissime proposte che si possono trovare. Certamente, noi siamo sempre qui dal martedì al sabato, la mattina ci sono io, il pomeriggio c'è Paride, la parte giovanile del locale e niente, siamo qui. Veniteli quindi a trovare qui in via San Giusto 8, Queen Decim, e ricordatevelo e continuate a seguirli anche per godervi anche tutto il relax che Trieste sa regalare. No, io vado a gustare qualcosina, ci ritroviamo in studio. Radio Chef
0. E quindi, come si dice anche qui a Radio Chef, dal mare alla montagna, noi facciamo un salto in vetta perché Barbara è andata a trovare un ospite molto speciale per gustare qualcosa di sicuramente buono, sicuramente fresco perché ad alta quota e sicuramente con ingredienti di qualità. Ci dirigiamo e saliamo in vetta da Malga Montasio. Bentornati con Radio Chef a Malga Montasio. In questa splendida cornice dell'altipiano del Montasio siamo pronti per andare in cucina a svelarvi quali sono le ricette da gustare presso anche l'agriturismo. Partiamo dallo spaccio. Che cosa prepareremo oggi? Anzi, cosa ci portiamo via? Oggi prepariamo gli gnocchi alla crema di Montasio, quindi recupero le materie prime e andiamo in cucina. E allora con lo chef Manuel Mazzega andiamo a preparare degli gnocchi al Montasio. A tra poco. Allora Manuel, siamo in cucina, pronti per preparare i nostri gnocchi. Perfetto, abbiamo qua davanti i nostri ingredienti semplicissimi e adesso vi faccio vedere come li prepariamo. Vediamo quali sono gli ingredienti per chi anche ci ascolta alla radio. Semplicissimi, per gli gnocchi abbiamo delle patate già lessate e schiacciate, abbiamo la farina e le uova, invece per la crema di Montasio abbiamo il nostro Montasio già tagliato a pezzettini che andremo semplicemente a sciogliere in una leggera besciamella. Allora andiamo a preparare i nostri gnocchi per appunto illustrare ai nostri ascoltatori tutte le fasi della preparazione. Allora, per preparare i nostri gnocchi cominciamo dalle patate che abbiamo già lessato e schiacciato, le disponiamo sul nostro piano di lavoro, aggiungiamo della farina e le uova, impastiamo il tutto fino ad ottenere la consistenza corretta e dopodiché andiamo a formare i nostri gnocchi, ovvero prima li stendiamo come se fossero dei piccoli serpentelli e dopo li tagliamo. A questo punto prepariamo l'acqua. Sì, prepariamo l'acqua, li facciamo bollire e nel frattempo possiamo procedere alla preparazione della nostra crema di Montasio. Come si prepara la crema di Montasio? Si parte da una semplicissima base, c'è una besciamella molto leggera, quindi semplicemente del latte legato con della farina, al quale andremo ad aggiungere il nostro formaggio Montasio. Lo sciogliamo delicatamente e questo sarà il condimento per i nostri gnocchi. Quando gli gnocchi sono pronti e quindi logicamente vengono a galla, prepariamo la crema. Come li amalgamiamo? Certo, li scoliamo e semplicemente li tuffiamo nella crema, li saltiamo velocemente a fuoco spento e sono pronti da servire. Preparati i nostri gnocchi al Montasio, è tempo di gustarli in questo bellissimo ambiente qui proprio all'interno dell'agriturismo di Malga Montasio con un ottimo bicchiere di vino del territorio. Manuel, la serata è perfetta. Certo, come vedete questa è la sala del nostro agriturismo, eventualmente c'è anche un dehors dove possiamo ospitare i nostri clienti nelle giornate più calde. E allora prenotate i vostri pranzi qui a Malga Montasio oppure le vostre cene, perché sicuramente sarà un'esperienza che vi ricorderete, oltre alla bontà di questi piatti e anche la bellezza della natura che vi circonda. Io adesso mangio e soprattutto io direi di finire con un ottimo cin cin a Malga Montasio. Malga Montasio. Wow, veramente super interessante, anche deve essere stato buonissimo questo piatto, ma io voglio sapere il segreto di come preparare così velocemente questi gnocchi in 2 minuti pronti per essere mangiati, Barbara. Esattamente, insomma, i segreti che non si possono svelare, quelli dello chef. I segreti dello chef, no? Dalla bellissima cornice comunque di Malga Montasio, che vi ricordo vi aspetta anche con lo spaccio, dove potete fare scorta dei formaggi da portare a casa, degli yogurt freschi, yogurt che fanno sempre bene. Dovremmo mangiarli anche ogni giorno, Claudia? Ogni giorno, assolutamente ogni giorno. Esatto, fanno bene al nostro caro macrobiota intestinale, che per noi è molto più significativo di quello che pensiamo, perché è legato, come abbiamo raccontato in una puntata proprio di Radio Chef dedicata, non solo al nostro benessere intestinale ma anche al nostro benessere psicofisico. Torniamo invece in un luogo bellissimo a proposito di benessere psicofisico e andiamo nella vicina cittadina di Muggia, prima cittadina della penisola istriana, naturalmente parte del Friuli Venezia Giulia, sul mare ma con una costa diversa da quelle di cui vi abbiamo parlato. Abbiamo fatto Lignano, Grado, siamo stati sulla costiera, Trieste, a Barcola nel centro con il famoso bagno Petucin, Ausonia e molto altro, ed ora eccoci qua sul litorale di Muggia, dove potete visitare la bellissima cittadina che ci ricorda un po' la struttura anche tipica delle città veneziane, così anche come la storia e la tradizione anche del mare e del pesce, Claudia. Eh sì, perché forse ecco, questa era una curiosità che per questa puntata mi sono preparata, della miticoltura e delle sue origini, perché in effetti risalgono così già al 1700 e furono proprio impiantate, diciamo così, i primi pali proprio
soprattutto per l'ostricoltura. Le cozze sono in pratica un sottoprodotto che è stato così naturale, si è impiantato da sé e che poi in pratica era meno redditizio e quindi meno sfruttato anche dall'impero austro-ungarico, ma comunque già dall'impero romano, quindi in quella zona, proprio così di fronte, diciamo, dei pali, di fronte proprio alle valli di Servola e di Zaule, furono proprio lì messi le prime piantagioni e chiamiamo proprio così piantagioni. Dopodiché diciamo che con la termine anche alla fine dell'impero austro-ungarico c'è stata così una caduta anche di questa della coltivazione delle ostriche, anche per ragioni così legate diciamo a delle problematiche, anche perché ci furono delle infezioni dei disturbi digestivi furono imputate a queste ostriche e quindi, decadendo la coltivazione dell'impero e delle ostriche, non ci fu niente fino che Trieste non ritornò di nuovo sotto l'Italia, e quindi risaliamo veramente a dopo la prima guerra mondiale, quando gli italiani richiesero sul mercato più mitili e più molluschi, e quindi fu reimpiantato il tutto, ed è quello che adesso osserviamo lungo tutta la costiera, questa ottima filiera di miticoltura, che poi è anche ad esempio molto utile anche per l'ambiente, perché poi abbiamo visto che ad esempio sono molto controllate. Ovviamente ci sono i controlli, sono anche controlli che poi i biologi marini usano e utilizzano anche per vedere se le acque sono meno inquinate anche da metalli pesanti, quindi direi che è una filiera molto molto importante. Grazie Claudia, molto interessante anche questo aspetto. Io ho anche una ricettina per voi, ma prima vi voglio portare a conoscere due leonesse, perché appunto, come dicevamo, la cittadina di Muggia ci ricorda molto del suo passato nell'impero veneto, insomma, che faceva parte proprio di Venezia, e quindi ripercorre proprio anche l'immagine di questo leone tipico di Venezia, vero? Sì, stiamo parlando della Trattoria ai Due Leoni, dove vi aspettano Sabina e Andreina, e io, che ho davanti il menù, volevo anche vedere se ci sono tutte le proposte che ci ha raccontato Claudia. Quindi ci sono le cozze allo scottadeo, quindi così buone. Possiamo iniziare al meglio, passando agli spaghetti alle vongole. Anche questi abbiamo nominato, abbiamo detto che si possono gustare, ma naturalmente anche i nostri sardoni in Savor, anche questi molto apprezzati nella costa del nostro bel territorio. Poi ci sono gli antipasti misti e caldi freddi di pesce, i risotti anche alla marinara. Loro sono anche specializzate in tartufo, quindi abbinano il tartufo al pesce, ad esempio qui con delle tagliatelle con i gamberi e il tartufo. Anche queste sono un mix molto interessante da provare, ve lo consiglio. E non possono mancare anche dei calamari, anche questi li abbiamo nominati all'inizio, che possono essere alla griglia naturalmente, ma per una stuzzicheria in più potete prendere un buon piatto di calamari fritti, che anche qui sono molto molto apprezzati. Oppure i sardoni, ma anche il filetto di orata, vedo qui al cartoccio con taggiasche e pomodorini. Insomma, andate direttamente a Muggia, sedetevi e godetevi il relax anche alla Trattoria ai Due Leoni. Verrete sicuramente serviti come dei re a questo punto, dato che l'abbiamo detto, re e regine, e godetevi anche la bellissima vista che hanno direttamente sul mare, quindi un appuntamento veramente a 360 gradi che vi farà vivere al meglio la nostra bella costa. Magari, se posso aggiungere ancora una curiosità sulle cozze, perché è molto importante, che sono ipocaloriche, sono molto ricche di amminoacidi essenziali, quindi per gli sportivi, quelli che ad esempio fanno anche attività di grossa intensità, o i maratoneti ad esempio, sono un ottimo piatto anche per la massa muscolare. Bisogna fare attenzione, perché poi sì, sono ipocaloriche ma molto ricche di colesterolo, però una volta ogni tanto certo che ce le possiamo concedere, ben vengano, proprio anche per chi magari soffre di malnutrizione, essendo così di questo alto valore biologico. Bene. Possono essere introdotte. Anche io volevo chiudere con una curiosità, perché abbiamo parlato di cosa si mangia a Muggia, di cosa si mangia a Trieste. A Lignano, Claudia, cosa si mangia? Come specialità, come che volevi aggiungere? Sulla costa cosa si mangia anche? Sulla costa tutto questo, cosa volevi aggiungere? Io avevo il boretto di grado, per dare qualche specialità della nostra bella tradizione. Mi parli di Lignano, no, ma è il matan, ad esempio, che è un altro piatto gradese tipico, però dei casoni, un piatto povero. E questo particolare, diciamo così, è un pesce cartilagineo, aquila di mare, in dialetto appunto il matan, che veniva così pescato dai pescatori, essiccato tutti i mesi estivi, che poi costituiva un piatto
abbastanza povero, però caratteristico, e magari chi viaggia nei casoni durante così l'estate potrebbe magari richiederlo. Eh sì, e poi non volevamo farvi perdere nulla della tradizione, chiudendo anche col borretto alla graisana, che a Grado è un piatto tipico gradese che vi farà gustare tutte le origini antiche, perché viene preparato con un pesce fresco, con l'olio, con l'aglio, il sale, il pepe nero, l'aceto, anche questo ingrediente veramente molto particolare in questo mix. Potete andare ovunque a Grado, ve lo sapranno servire al meglio, ognuno con le sue anche piccole peculiarità e piccole innovazioni che sono state inserite in questo piatto della tradizione, che ricordiamo, anche ci ricorda il sito grado.it, la ricetta non contempla mai la presenza del pomodoro, quindi se lo trovate è un'innovazione che è stata data proprio dal personaggio che l'ha voluto reinterpretare e creare. Invece noi parliamo anche di zucchine, che appunto sono un po' uno degli ortaggi di questo periodo estivo, anche perché proprio il loro nome, che è scientifico, Cucurbita pepo, ci rimandano proprio al sole. In greco infatti pepon significa proprio maturato dal sole e indica come la zucchina o il zucchino ami proprio le temperature calde, ma è anche un ortaggio che si spende molto bene in piatti abbinati al pesce, quindi pesce è la parte di verdura e di acqua anche che le zucchine ci possono dare. Quello che vi propongo io è appunto una crostata salata che contiene sia appunto le zucchine ma anche le verdure dell'orto con le alici fritte. Questi sono gli ingredienti per 4 persone. Vi serviranno 400 g di farina 00, 10 g di lievito per torte salate, sale e pepe quanto basta, mezzo cucchiaino di zucchero, 2 uova, 11 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 80 g di burro, 50 g di parmigiano grattugiato, 120 ml di latte, poi una cipolla rossa di Tropea, una melanzana, un peperone, 2 zucchine, una patata, dei pomodori San Marzano, 11 pomodorini vanno bene, 4 rametti di origano, 4 di timo, 4 foglie di basilico, 4 rametti di rosmarino, 4 spicchi d'aglio, peperoncino quanto basta, 500 g di alici fresche, un limone, farina di riso 50 g più o meno e appunto 11 cucchiai di olio di semi di arachide. Andremo a mescolare i 300 g di farina con il lievito istantaneo, un cucchiaino di sale e lo zucchero, disponiamo a fontana. Uniamo quindi le uova, 2 cucchiai di olio, burro ammorbidito, il parmigiano, impastiamo con il latte fino a che non otterremo un composto morbido. A questo punto ricopriamo con una pellicola e poniamo in frigo per un'ora. Andiamo ad affettare la nostra cipolla e la facciamo a cubetti, così come la melanzana, il peperone, la patata e i 3 pomodori. Condiamo con i 4 cucchiai di olio, i 2 rametti di origano e 2 foglie di basilico. Stendiamo l'impasto, rivestiamo appunto il fondo ai bordi di una teglia di 28 cm con la carta da forno, uniamo i 2 rametti di rosmarino, 2 spicchi d'aglio e le verdure, inforniamo il tutto a 170 gradi per 40 minuti. Poi mettiamo in padella 4 cucchiai di olio, rosmarino, 2 spicchi di aglio, 8 pomodori a metà cosparsi col trito di origano, timo, sale e peperoncino e cuoceremo per 10 minuti. Eliminiamo la buccia, frulliamo e condiamo con olio di oliva e basilico tritato. Quindi andiamo a togliere la lisca e sfilettiamo le nostre alici, le asciughiamo, le spruzziamo di limone e timo tritato, le passiamo nelle 2 farine e le friggeremo. Asciughiamo su carta assorbente, saliamo e pepiamo e impiattiamo con la salsa di pomodori al centro, sopra le alici fritte, accanto la crostata di verdura. Non è male, no? Direi proprio di no, anzi ci fa venire esatto. una gran fame. È anche un bel modo proprio di coniugare l'orto con il pesce, cosa che insomma nei nostri territori ci sta. È venuto tempo del nostro calendario lunare, quindi per chiudere la nostra mattinata siamo in fase di luna calante. Dopo la luna piena di questo martedì è tempo di prendersi cura di noi, del nostro corpo, con della ginnastica mirata. È anche tempo di prenderci cura del benessere dei nostri capelli, di dedicarsi alla riflessoterapia, a dei bagni aromatici, a dei massaggi che abbiano magari anche degli obiettivi particolari, così come alla pratica dello yoga. Saranno anche giornate molto buone, ricordo, per l'armonia di coppia. Ricordiamoci anche che in luna calante sono favorite tutte le attività fisicamente più faticose, quindi soprattutto lo sport. Non fatevi prendere insomma dalla scusa che fa caldo, perché anzi queste sono giornate adatte proprio ai vostri sport preferiti. In questa fase infatti la luna calante aiuta a liberare naturalmente le energie che abbiamo accumulato magari appunto con la luna crescente, ed è anche la fase ideale
proprio per dedicarci alla depurazione. Un piccolo suggerimento per i nostri amici che amano la bicicletta, e visto che è tempo giusto per fare sport, allora attenzione ai muscoli lombari che in bici sono molto sollecitati. Controllate quindi la vostra postura e l'assetto in bici per evitare il mal di schiena. Dopo aver pedalato tanto potete eliminare la fatica dalle gambe con dei bagni addizionali, che utilizzerete, per i quali utilizzerete del decotto di rosmarino e 2 pugni di sale marino. Questa è la ricetta per un bagno in cui riprendervi dopo una bella attività sportiva e una bella pedalata soprattutto. Beh, pedaliamo fino all'acqua e poi ci facciamo un bel tuffo a questo punto e chiudiamo così la nostra puntata con un bel tuffo al mare. Vi invitiamo a visitare naturalmente anche le bellissime località del nostro Friuli Venezia Giulia. Oggi ci siamo concentrati sul mare e sulla costa, ma la prossima settimana vi porteremo un po' anche in un'altra zona. Scopritelo nel prossimo appuntamento con Radio Chef giovedì prossimo. Ci ritroviamo anche per la replica in questo sabato e la prossima settimana vi sveleremo anche un'altra tra le ricette che ci sono piaciute di più in questa edizione. E per gli omaggi ringrazio anche Acqua Dolomia con le sue bottiglie in vetro, l'azienda Principi di Porcia, l'olio Parovel, la pasta del pastificio Tomadini e la Blave di Mortean con le loro farine. Con questi ingredienti i nostri ascoltatori potranno preparare le loro ricette perfette e anche voi potete diventare protagonisti. Scriveteci e trovate tutte le informazioni per mandarci le vostre ricette anche sul nostro sito radio.0.it, dove trovate tutti gli articoli con tutte le puntate. Vi aspettiamo a Radio Chef. Avete ascoltato Radio Chef.